Salve, sono Pietro Fiori, lo chef del ristorante del centro sportivo Villa Gorizia. Per questa puntata vi preparerò delle code di scampi croccanti alle noci con salsa allo zenzero su un tortino di patate. Allora, per preparare questo piatto abbiamo bisogno degli scampi, delle patate, dello zenzero, la panna, le noci, il bianco d'uovo, il latte e del pane grattugiato. Andiamo a iniziare il nostro piatto. Metteremo la panna nella padella e faremo ridurre la metà. Poi andremo a mettere le patate nell'acqua per scaldarle, patate precedentemente bollite. Ora sgusceremo gli scampi lasciandogli il codino, perché poi quando andremo a friggerli abbiamo bisogno dello scampo in questa posizione. Ora andremo a impanare gli scampi, lo passeremo nell'uovo, nel pane e nelle noci e poi andremo a friggerli. Con gli scampi precedentemente impanati andiamo a metterli nell'olio bollente. Li terremo umidi all'interno e croccanti all'esterno. E ora andremo a prendere le patate e inizieremo a schiacciarle. Tritteremo il prezzemolo da mettere dentro le patate per condire. Mi preparo una vinaigrette con aceto, olio d'oliva, sale e prezzemolo e andrò a condire le patate. Ok, adesso la salsa allo zenzero è già ridotta e va bene, adesso la potremo utilizzare. Dobbiamo solo montarla con il mini primer. Ora andremo a posizionare le patate. Bisogna fare attenzione che le patate non siano troppo schiacciate, perché sennò si fa un purè. Una volta schiacciate sullo stampino andremo a posizionare i tre scampi, le tre code di scampi, in questa maniera. Si dovranno reggere tra loro. Ecco qua. A questo punto non ci resta che mettere la salsa allo zenzero. Andremo a montare la salsa con lo zenzero. Una volta che si crea la schiuma in superficie siamo pronti per andare a versarla nel piatto. Dobbiamo prendere soltanto la schiuma della salsa e andarla a mettere intorno alle patate. Dal ristorante del centro sportivo Villa Gorizia, buon appetito a tutti! Salve, sono lo chef Pietro Fiori del ristorante del centro sportivo di Villa Gorizia. Oggi per questa puntata vi preparerò delle tagliatelle con calamari in cozze e pesto di rucoletta selvatica. Gli ingredienti che ci servono sono dei pomodorini ciliegia, del pesto di rucola precedentemente preparato con rucoletta, pinoli, olio d'oliva, aglio e parmigiano e poi delle cozze e dei calamari. Dopo aver preparato la pasta fresca all'uovo con uova, semola e farina, andremo a tirarla nella macchina. Preparato questo, andremo a tagliare le tagliatelle.
Inizio preparando il calamaro. Dovremo tagliare il calamaro a julienne molto fine, perché poi andrà solamente scottato. Apriremo le cozze naturalmente a crudo con un coltellino che si chiama speluchino, e poi andremo a mettere in padella insieme ai calamari. Una volta preparati gli ingredienti, andremo a scaldare dell'olio d'oliva e andremo a mettere i calamari. Saliamo i calamari. Naturalmente non si mette aglio, perché l'aglio lo troviamo nel pesto di rucola, se no è troppo forte. In questo momento aggiungiamo le cozze con la sua acqua. Ora dobbiamo andare a sfumare con del vino bianco. A questo punto possiamo già immergere nell'acqua bollente le tagliatelle. Infine mettiamo i pomodorini, scoliamo le tagliatelle e andremo a spadellare per insaporire e tirare la salsa. A questo punto bisogna spegnere il fuoco e mettere il pesto di rucola. Basta un cucchiaio. Una volta che si forma una cremina, possiamo impiattare. A questo punto il nostro piatto è concluso. Dal ristorante del centro sportivo di Villa Gorizia l'appuntamento è rinnovato a domani.